comincia a muoversi qualcosa nella drammatica situazione di Villa Serena. Avevamo chiesto con forza al sindaco Elena Pavan di mettere nelle condizioni l'ISAC di istituire la figura di un direttore sanitario per la gestione dell'emergenza ed ecco che cosa è successo. Ho chiesto una riunione con il CDA dell'ISAC e ho suggerito loro di procedere con la nomina di un direttore sanitario con un referente all'interno che si occupi della parte sanitaria, quindi con consapevolezza, con competenza e anche con la giusta sensibilità. Ed è proprio il fattore umano nella gestione dell'emergenza e dei rapporti con i familiari che ha colpito maggiormente in questo periodo drammatico, con comunicazioni tardive e frammentarie da parte dell'ISAC che solo dopo i nostri servizi sono diventate almeno puntuali. Una maniera diversa di comunicare un fatto che nella sua realtà è unico possa cambiare sentimento in chi lo riceve. L'istituzione della figura del direttore sanitario non può bastare però a risolvere tutte le problematiche. È necessario, e sono molte le voci che ci chiedono di portare questa indifferibile urgenza all'attenzione della politica bassanese, eliminare del tutto il modus operandi portato avanti durante l'emergenza. E se sul versante sanitario qualcosa può cambiare, su quello umano resta grande rammarico per quel che è accaduto. Credo che comunque la situazione sia molto complessa, molto convulsa e magari non sempre tutto può andare nella migliore delle maniere, anche se l'impegno e la buona fede credo che ci siano, soprattutto quando si ha a che fare con le persone, con delle persone. Quasi in risposta a questa affermazione del sindaco è arrivata in redazione una lettera che in sostanza conferma molti dei fatti che ci vengono segnalati ormai quotidianamente via mail e per telefono da persone che vivono la situazione di Villa Serena sulla propria pelle. Nella lettera si sottolinea ad esempio come la scelta di creare un reparto no Covid all'interno della casa di riposo non fosse condivisa dai medici e come i lavoratori della cooperativa fossero impegnati, come gli infermieri, anche in strutture diverse. Un altro fattore negativo sarebbe la mancanza di dispositivi di protezione, con il personale della cooperativa mandato a lavorare senza mascherina e guanti. Attualmente, si legge nella lettera, si vive nelle strutture ISAC un clima di terrore, con circolari minacciose e richiami al silenzio, per non parlare di turni massacranti e di straordinari non pagati. Anche le videochiamate sarebbero state abolite. Su questo e su tutti gli altri dettagli di questa lettera, come di tutte le mail che arrivano alla nostra redazione, chiediamo conto alla direzione dell'ISAC di Bassano. Servono risposte e subito.